Inizia l'incidente probatorio nel luogo della strage dello scorso 11 dicembre che ha provocato la morte di 9 persone. Da oggi il cambio di colore nella scala cromatica della lotta al Covid non cambia nulla, ma l'arancione non è lontano. La Regione si sostituisce all'ANAS e stanzia 300.000 euro per risolvere il pericolo frana sulla strada statale 118 Agrigento-Raffadali, Palma di Montechiaro. L'amministrazione Castellino dall'inizio del mandato riceve finanziamenti pari a 50 milioni di euro. Si apre ufficialmente la stagione dei saldi, la Sicilia fa da apripista, data anticipata per favorire le vendite al dettaglio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Ravanusa l'incidente probatorio nel luogo della strage dello scorso 11 dicembre che ha provocato la morte di 9 persone. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le indagini per la ricostruzione della tragedia di Ravanusa con un'esplosione che è costata la vita a 9 persone. Gli inquirenti stanno visionando le riprese di una telecamera di sorveglianza che si possono vedere in questo video e domani torneranno sul luogo del disastro per ulteriori incontri e sopralluoghi. Le immagini, come vedete, mostrano delle scene incredibili con l'esplosione e il boato che travolgono un'auto di passaggio con a bordo 2 donne miracolosamente illese e che fuggono terrorizzate. Nel video risalente il giorno della tragedia, lo scorso 11 dicembre, in una parallela di via Trilussa, si vedono i fari dell'auto, poi l'esplosione e il boato, passa qualche secondo e si vedono quindi 2 donne scendere dall'auto, lasciare gli sportelli aperti e fuggire via miracolosamente illese, ma ovviamente terrorizzate, con la parte posteriore dell'auto completamente distrutta. Cominceranno infatti domani, martedì, a opera del collegio peritale coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, le operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell'area rossa di via Trilussa a Ravanusa, dove lo scorso 11 dicembre hanno perso la vita appunto anche come il piccolo Samuele, che è rimasto nel grembo della mamma, 9 persone. Agli atti dell'inchiesta della procura, alle immagini delle telecamere che avete visto, il pool sta conducendo un'inchiesta coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella, composto dai PM Varazzi e Bisso, e ha fatto notificare nei giorni scorsi dai carabinieri ai vertici regionali e nazionali di Italgas un avviso di accertamenti tecnici irripetibili, dovendo eseguire accertamenti sui luoghi del disastro in contraddittorio tra le parti. A tutela degli stessi 10 indagati si è proceduto alla notifica dell'atto che gli consentirà di partecipare all'operazione con tutte le garanzie del caso e facendosi assistere anche da un difensore e da propri consulenti di parte. A confermare gli indagati, dirigenti e tecnici della società Italgas sono 10. Era già stata la procura che ha precisato che gli avvisi sono stati notificati unicamente a garanzia dei possibili indagati. Intanto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha citato la lettera che il professore Pietro Carmina, docente di filosofia e storia, aveva scritto ai suoi studenti prima di andare in pensione nel 2018 dopo 43 anni di servizio. Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del recente drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia, andando in pensione 2 anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita. Non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare. Faccio mie, con rispetto, queste parole di esortazione così efficaci, che manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo. Intanto un altro 1 milione di euro arriva dalla regione siciliana. Un'altra conferma dell'impegno fattivo e della sincera vicinanza del presidente Musumeci della regione siciliana a sostegno di Ravanusa. A dichiararlo è l'onorevole Giussi Savarino a seguito della notizia dello stanziamento
di un'ulteriore somma. Ringrazio il presidente Musumeci, continua la Savarino, e la faccio in veste di ravanusana, amica del deputato, per avere mantenuto alta l'attenzione sulla mia comunità colpita dal dramma di un'esplosione che ha causato 9 vittime e rese sfollate diverse famiglie. Savarino conclude: attendo con fiducia, avendo tutti i miei contatti al Parlamento nazionale, affinché anche il governo centrale presti la dovuta attenzione in termini di risorse da destinare a Ravanusa, specie dopo la dichiarazione di crisi e di emergenza nazionale dichiarata dal governo. Agguato in perfetto stile mafioso, ieri pomeriggio a Messina il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è Giovanni Portogallo, 31 anni, con diversi precedenti anche per rapina. È stato raggiunto da 4 colpi di pistola. C'è il servizio. Il nuovo anno si apre a Messina con un grave fatto di cronaca, un agguato portato a termine in pieno giorno con un bilancio di un morto e un ferito. Domenica 2 gennaio intorno alle 14:30 i carabinieri sono intervenuti nel quartiere Camaro San Luigi, dove è stato rinvenuto il corpo esame di un giovane messinese 31enne, già noto alle forze dell'ordine, attinto da alcuni colpi di arma da fuoco. Un secondo giovane 35enne è stato invece trovato con varie ferite d'arma da fuoco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina, dove è tuttora sottoposto alle cure sanitarie. Ieri sera è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma le prossime ore saranno decisive. I carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno svolgendo serrate indagini per individuare gli autori dell'evento criminoso. Nelle scorse ore sono state raccolte sommarie informazioni, ascoltando numerosissime persone. Sarebbero stati diversi colpi sparati verso le 2 vittime, uno dei proiettili ha anche raggiunto un'auto parcheggiata. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista investigativa su quello che sembra un'esecuzione in piena regola. A Naro i carabinieri hanno arrestato il pensionato di 80 anni che al mattino del Capodanno, dopo un diverbio con il vicino di casa intorno ad una grondaia, ha sparato un colpo di pistola detenuta illegalmente e ha colpito ad un piede un passante. È stato un terzo uomo a spostare l'arma dalla mano dell'anziano, impedendogli di sparare contro il vicino. Lui è indagato per tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma. Il ferito, un 50enne, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Al più presto sarà dimesso. Il cadavere saponificato di una donna è stato trovato in mare nelle acque tra Alcamo, Marina e Castellammare del Golfo da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di una migrante. Da un primo esame medico-legale risulta che il corpo si trovava in acqua da almeno 40 giorni. E all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stato giudicato guaribile in 10 giorni un uomo di 30 anni che al culmine di un litigio è stato accoltellato ad una coscia a Villa Seta. Indagini sono in corso ad opera dei carabinieri. Secondo quanto trapelato, il trentenne sarebbe stato bersaglio dell'aggressione da parte di più persone. A Licata, nei pressi di un bar in Corso Roma, un giovane marocchino al culmine di una lite è stato accoltellato ad una coscia da un connazionale. È stato soccorso all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura. La prognosi è di 8 giorni. Indagano i carabinieri della locale compagnia. Ad Agrigento, al villaggio Mosè, un uomo di 30 anni prima ha litigato con una vicina di casa di 55 anni e poi, dopo poche ore, ha sparato contro l'automobile di lei usando una pistola ad aria compressa caricata con piombini, danneggiando la carrozzeria e frantumando un vetro. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti che, oltre a constatare il danno, hanno trovato a casa di lui la pistola. È stata informata la procura. Il 2022 parte in giallo per la Sicilia. Il superamento della soglia d'allerta del 10% dei posti in terapia intensiva occupati da malati con Covid-19 ha automaticamente cambiato il colore cromatico della lotta al coronavirus. Rispetto alla prima fase della pandemia, il passaggio di colore in questo momento non comporterà stravolgimenti nella vita di tutti i giorni. Tutti i negozi restano aperti, non ci saranno cambiamenti nell'attività di bar
bar e ristoranti, nessun limite agli spostamenti, nessun coprifuoco previsto. Queste in sintesi tutte le regole della zona gialla. Di fatto sarà soltanto il primo passo verso le altre eventuali restrizioni che potrebbero arrivare con la zona arancione. Le regole in zona gialla infatti sono praticamente le stesse di quelle in fascia bianca. Quel che cambia è l'obbligo di mascherina all'aperto, anche se fino alla Befana il governo lo ha imposto in tutta Italia, indipendentemente dal colore delle zone. C'è il servizio. La Sicilia da oggi è zona gialla, ieri l'isola ha registrato quasi 4.000 nuovi casi con un tasso di positività che sale al 17,4%, con la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che manda in giallo oltre alla Sicilia anche Lombardia, Piemonte e Lazio, salgono a 10 le regioni che hanno cambiato colore. Il tasso di positività al Covid-19 nel paese passa dal 13 al 22% e i ricoveri crescono in 8 regioni, con la Liguria prima ad avvicinarsi dopo mesi nuovamente alla zona arancione, uno scenario sempre più prossimo purtroppo in tutta Italia. A Marsala sono 7 le ambulanze in attesa al polo Borsellino, con l'aumento dei contagi e dei ricoveri in tutta la Sicilia che inizia a farsi pesante, specie in alcuni ospedali. Questo è quanto accaduto al Covid Hospital di Marsala pochi giorni addietro, con tante ambulanze al pronto soccorso del polo Borsellino in attesa del proprio turno per poter far scendere pazienti. Questi dati siciliani sono 3.964 i nuovi casi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 22.832 tamponi processati. L'isola è al sesto posto in Italia per contagi, gli attuali positivi sono quindi 51.296, aumentano i ricoverati negli ospedali dell'isola, sono 918, 48 in più di ieri, 107 sono in terapia intensiva. Le province con più casi sono Catania, 797, Palermo con 701, questi i contagi nelle altre 7 province, Messina 604, Siracusa 313, Trapani 377, Ragusa 404, Caltanissetta 177, Agrigento 575, Enna 16. E con le regole della zona gialla, rispetto alla prima fase della pandemia, il passaggio di colore in questo momento non ne comporterà stravolgimenti nella vita di tutti i giorni. Di fatto sarà soltanto il primo passo verso altre eventuali restrizioni che potrebbero arrivare con la zona arancione. Le regole in zona gialla infatti sono praticamente le stesse di quelle in fascia bianca, quel che cambia è l'obbligo di mascherina all'aperto, anche se fino alla Befana il governo lo ha imposto in tutta Italia, indipendentemente dal colore delle zone. Tutti i negozi restano aperti, né ci saranno cambiamenti nell'attività di bar e ristoranti, nessun limite agli spostamenti, nessun coprifuoco previsto. Consentiti infatti tutti gli spostamenti in zona gialla, sia all'interno del proprio comune che tra comuni diversi e anche tra le regioni. Restano sempre consentiti il servizio di asporto e la consegna a domicilio. La giunta regionale presieduta da Nello Musumeci ha stanziato quasi 300.000 euro e ha affidato un intervento di somma urgenza per risolvere il pericolo di frana del costone lungo la strada statale 118 Corleonese-Agrigentina nel tratto della galleria Santa Lucia tra Agrigento e Raffadali. La strada è vietata al transito da un mese, ciò provoca gravi disagi a migliaia di utenti, essendo un'arteria strategica molto trafficata. La regione si è sostituita all'ANAS. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la protesta avvenuta lo scorso 29 dicembre da parte del cartello sociale della provincia di Agrigento, insieme ai sindaci dell'Agrigentino, di Raffadali, Ioppolo, Santa Elisabetta, San Biagio Platene, Alessandria della Rocca, dovuta alla chiusura della strada statale 118 che bloccava una porzione di territorio della nostra provincia, impedendo altresì ai cittadini di andare al lavoro, in ospedale, in tempi ragionevoli, dovendo gli stessi fare un'ampia deviazione fino a Piano Gatta, attraversare la parte bassa della città, il quadrivio Spinasanta, con notevole perdita di tempo e intasamento veicolare delle vie cittadine. Oggi apprendiamo dell'intervento da parte della Regione per bloccare la frana sulla strada statale 118 attraverso l'assessore Falcone. Finiranno a breve i disagi per gli automobilisti che percorrono la strada statale 118 Corleonese-Agrigentina nel tratto della galleria Santa Lucia in territorio di Raffadali. Il governo Musumeci, attraverso un intervento sostitutivo dell'assessorato alle infrastrutture, ha stanziato quasi 300.000 euro affidando un intervento di somma urgenza che eliminerà il pericolo della frana del costone che sormonta la galleria. Nei giorni scorsi si era registrato appunto un aggravamento del dissesto della zona.
Raccogliendo il grido d'aiuto del territorio, dichiara l'assessore regionale Marco Falcone, malgrado non ci fosse una diretta competenza, la Regione si è sostituita all'ANAS per inviare subito mezzi e uomini di lavoro attraverso il Genio Civile di Agrigento, diretto dal architetto Rino Lamendola. Gli smottamenti degli ultimi giorni, infatti, dopo diverse ondate di maltempo, avevano comportato un'ennesima chiusura al traffico della strada statale 118 e un pesante pregiudizio per i collegamenti fra Agrigento e i principali centri limitrofi. Il governo Musumeci, afferma Falcone, ha così affidato i lavori di messa in sicurezza del versante per risolvere il problema una volta per tutte. Oltre alla rimozione dei blocchi in precario equilibrio, conclude Falcone, verrà installata anche una rete paramassi di ultima generazione a tutela della pubblica incolumità. Il sindaco Stefano Castellino comunica che è stato pubblicato il decreto interministeriale per la rigenerazione urbana che assegna a Palma di Montechiaro la cifra di 5 milioni di euro per la rigenerazione e il restauro dell'eremo di Monte Calvario, destinato a diventare polo cultura, ai quali si aggiungono 25.000 euro del cofinanziamento del comune. Arturo Cantella. Buone notizie per il comune di Palma di Montechiaro, un anno, il 2021, che si chiude in bellezza con l'arrivo di un nuovo finanziamento. A comunicarlo è lo stesso Castellino, che con gioia e orgoglio è stato pubblicato il decreto interministeriale per la rigenerazione urbana che assegna a Palma di Montechiaro la cifra di 4.999.990 euro per la rigenerazione e il restauro dell'eremo del Monte Calvario, destinato a diventare un polo culturale, ai quali si aggiungono 25.300 euro del cofinanziamento del comune. Era aprile, afferma Castellino, quando a Roma, insieme al presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e il consigliere Massimo Amato, eravamo per diversi progetti, tra i quali appunto il Monte Calvario. Quel sogno oggi è diventato realtà. Un finanziamento arriva nel giorno di San Silvestro e all'indomani dell'approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2022-2024. Il primo comune, afferma Castellino, in Sicilia ad avere rispettato i termini previsti dalla legge. Un ringraziamento del sindaco Castellino va al sottosegretario onorevole Carlo Sicilia e al ministro Lamorgese per l'attenzione nei confronti delle istituzioni locali e in particolare del nostro comune. Grazie a tutti, al governo nazionale, grazie anche al governo regionale, entrambe sempre presenti e vicine alle istanze del territorio palmese. Oggi, 31 dicembre 2021, un'altra meravigliosa notizia. È stato pubblicato il decreto interministeriale sulla rigenerazione urbana. Palma ha partecipato e ha avuto assegnato un finanziamento di quasi 5 milioni di euro. Per la precisione 4.999.990, 25.000 euro in più li metterà il Comune di Palma come cofinanziamento, quindi il progetto supererà i 5 milioni di euro. L'intervento riguarda un centro culturale nel centro storico della città e il restauro e la rigenerazione urbana del Monte Calvario, un'opera storica che ci riempie di emozione e di orgoglio. Ringraziamo il sottosegretario Carlo Sibilia per la sensibilità dimostrata nei confronti di tutti i territori e della città di Palma di Montechiaro, il ministro Lamorgese, il governo nazionale e tutto il governo regionale. Siamo onorati e orgogliosi di servire la nostra comunità. Un ringraziamento a tutta la mia squadra, ai miei collaboratori, ai professionisti palmesi che gratuitamente mettono a disposizione la loro opera, agli assessori che in questi anni hanno lavorato insieme a me e al mio fianco a servire questa comunità, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri che hanno voluto servire insieme a noi questa comunità. Grazie ancora, che questo ennesimo finanziamento che ci consente di superare quota 50 milioni sia foriero per il nuovo anno di ulteriori buone notizie che ci possa consentire di affrontare tutti insieme meglio il 2022 nonostante una pandemia che non cessa i propri effetti. Buon anno a tutti, viva Palma di Montechiaro! Troppi 155.000 euro per 2 bagni chimici, ad affermarlo è il Codacons che attacca l'amministrazione del comune di Agrigento. Vediamo. L'amministrazione comunale di Agrigento spende oltre 150.000 euro per l'acquisto di 2 bagni chimici da installare in città, cosiddetti di ultima generazione, completamente automatizzati, e saranno collocati uno a Villa Bonfiglio e l'altro nel centro della città.
Il Comune in una nota stampa assessoriale ha spiegato che gli stessi bagni sono autopulenti, autosanificanti attraverso una centrale operativa con schermo touch totalmente accessibile anche ai disabili più gravi che proiettano Agrigento tra i capoluoghi dove gli standard primari sono in linea con le altre città italiane, ma a pensarla in modo diverso è il vicepresidente del Codacons di Agrigento Giuseppe Di Rosa, che in una sua nota stampa afferma come ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione comunale agrigentina, ma chi spende 150.000 euro per 2 bagni prefabbricati anziché riammodernare e adeguare quelli esistenti non può dirsi un bravo amministratore. Di Rosa continua affermando che l'installazione di 2 bagni pubblici prefabbricati la spacciano per un'installazione epocale, mentre l'unica cosa epocale è il costo dell'operazione. Mi lamento, continua Di Rosa, per l'assenza di bagni pubblici dal 2013. Ho sempre gridato che una città civile non può avere dei bagni pubblici funzionali e adeguati a ogni zona. Adesso finalmente leggo che ne installeranno 2 e grido alla vittoria, alla ritrovata civiltà. Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione, poi apro l'albo pretorio e trovo tanto di determina, la numero 3206 del 30 dicembre 2021, un sussulto allo stomaco, uno sdegno alla povertà, una botta al mio già precario modo di vivere in questa città. Sono stordito da ciò che leggo, un'amministrazione pubblica, l'amministrazione del comune di Agrigento, che va a manifestare col suo sindaco a Roma per la scarsa condizione delle casse comunali. Cosa fa? Spesa effettuata per l'acquisto di 2 bagni chimici prefabbricati autopolenti manovabili da remoto, costo della manovra economica 155.510,38 per 2 bagni prefabbricati. Con questi soldi, continua Di Rosa, si adeguavano e ristrutturavano tutti i bagni della città, uno per ogni quartiere, bagni in cemento a prova di vandali, bastava fare 2 conti e con questo investimento si potevano ripristinare e adeguare ai migliori standard mondiali tutti i bagni già esistenti, fare una gara per la gestione da affidare a una cooperativa del terzo settore utilizzando i soldi della tassa di soggiorno. È inutile, non siete proprio cosa di amministrare soldi pubblici, chiude il comunicato stampa di Di Rosa. Non è così che si può risollevare un comune dal probabile fallimento. Si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali, data anticipata a ieri per favorire le vendite al dettaglio. La Sicilia fa da apripista insieme alla Basilicata. C'è il servizio. In anticipo rispetto alle altre regioni d'Italia, assieme solo alla Basilicata, è tempo di saldi invernali in Sicilia. Il decreto dell'assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, del 15 dicembre scorso ha anticipato la data dal 7 gennaio al 2 per venire incontro alle esigenze dei commercianti preoccupati di rilanciare gli affari. La campagna di svendite andrà avanti sino al 15 marzo, ma si avvia in un periodo in cui ci sono tante incognite. L'Autorità per l'Energia ha aggiornato la tariffa trimestrale per l'energia elettrica e il gas, spiega Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo. Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono poi i continui rincari. I dati sull'inflazione a novembre segnano un incremento su base annua del più 3,7%. Eppure i palermitani non hanno rinunciato alle spese natalizie, spendendo in media 119,20 euro, con un trend del 2,2% in meno rispetto al consuntivo del 2020 e presumibilmente anche la spesa destinata ai saldi, secondo l'associazione, subirà un calo anche per l'incremento rapido ed esponenziale dei contagi, chiosa Vizzeni. Il rischio di nuove più severe restrizioni fanno sì che si possa ipotizzare una previsione sul giro di affari dei saldi invernali praticamente impossibile. Più rose le attese di Confcommercio. Il giro d'affari in Sicilia dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 milioni di euro, poco meno di 200 euro di spesa a famiglia, e gli sconti si orienteranno da subito su percentuali che vanno dal 30 al 50% su capi di abbigliamento, ma anche sul tessile per la casa, dalle tovaglie alle coperte, senza contare che molti negozi hanno dato il via nei giorni scorsi ai presaldi con una campagna di SMS
email e avvisi alla clientela fidelizzata. Sarà una grande occasione per commercianti e consumatori, commenta invece Patrizia Di Dio, presidente di Federmode Confcommercio Palermo, in un clima complessivo di fiducia nonostante la nuova ondata di contagi e l'inflazione che cresce. Da un lato i commercianti, pur rinunciando ai margini di profitto, puntano alla liquidità necessaria per superare il lungo periodo di crisi e cercare faticosamente di raggiungere una stabilità. Dall'altro i consumatori si troveranno di fronte a ottime opportunità per acquisti di capi attuali di qualità. Confcommercio invita comunque commercianti e clienti al rispetto delle regole imposte dalla pandemia in materia igienico-sanitarie, che impongono di indossare le mascherine e di rispettare il distanziamento all'interno dei locali e non dovranno prevedere assembramenti. Oltre alle regole consuete di acquisti sicuri, come l'esposizione del doppio prezzo e della percentuale di sconto, i negozi sono obbligati a esporre in vetrina un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi ai negozi contemporaneamente. A detta di Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo, i primi saldi in pandemia ci daranno un'idea di cosa accadrà nel futuro. La pandemia ha cambiato le abitudini di acquisto di molti consumatori. Quale sia l'attuale appeal dei saldi è difficile da valutare. Il commercio online è sempre in offerta, le catene di franchising sono sempre in promozione. Questi fattori rendono meno interessanti i saldi, che comunque restano una buona occasione di acquisto, perché gli sconti vengono applicati praticamente da tutte le attività commerciali e non solo da una parte di esse. Come Confimpresa Italia siamo ottimisti, ma confermare i fatturati del 2019 prima della pandemia sarebbe un grande risultato. Saldi anche nei centri commerciali in giro per la Sicilia, negli oltre 130 negozi di Forum Palermo, in via Filippo Pecoraino, prezzi ribassati per abbigliamento, elettronica, oggettistica per la casa, ma anche accessori, giocattoli e libri. 3 soggetti hanno messo a segno un furto in un negozio di cinesi nel centro cittadino di Canicattì. Una donna, chiedendo di indossare dei capi di abbigliamento, ha distratto il titolare del negozio. Un altro complice è rimasto nei pressi dell'entrata a fare da palo e un terzo individuo si è avvicinato alla cassa e, aprendola, ha arraffato tutti i soldi che c'erano all'interno. Il titolare, però, capito, non è appena li ha visti allontanare, ha provato ad inseguirli. Durante la fuga uno dei malviventi ha perso parte del bottino, che è stato recuperato. I 3 sono riusciti di fatto a portare via 350 euro. Sul posto i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. Il cimitero di Messina è uno scrigno che custodisce tanti tesori, tante testimonianze del terremoto del 1908. La decisione di intervenire su alcuni monumenti, grazie alla collaborazione di privati, è un passo verso anche una riqualificazione più generale, pensando anche ai grossi monumenti, il Famedio, il Cenobio, che davvero riqualificati potrebbero diventare un punto di attrazione. I cimiteri sono stati sempre uno dei punti fondamentali del programma elettorale di questa amministrazione. Abbiamo da subito cercato di dare una nuova vita a tante aree che erano degradate. Ancora la strada è molto in salita, però ci stiamo mettendo tutta. Tra l'altro avevamo già predisposto la destinazione di diversi milioni di euro per la sistemazione dei cimiteri, cosa che non è stata possibile proprio a causa della mancata approvazione del consuntivo in Consiglio Comunale, e quindi abbiamo delle risorse bloccate che avrebbero consentito appunto di dare una bella boccata di ossigeno a tutte le sezioni dei vari cimiteri, in tutti i cimiteri cittadini. L'amministrazione è molto attenta a questo, grazie anche ai privati. Cercheremo sempre di mandare avanti queste manifestazioni di interesse perché abbiamo avuto un'ottima risposta da parte della città. Abbiamo visto questi monumenti che sono stati restaurati dai privati e questo potrebbe essere un trampolino di lancio per quelle che sono le attività future. Auspichiamo sempre in una collaborazione soprattutto dei cittadini, perché la memoria storica è dell'amministrazione ma soprattutto della città. Deve rivivere nella memoria il terremoto del 1908 attraverso il recupero di queste tombe. Noi abbiamo scelto, grazie anche all'individuazione fatta dalla nostra socia, l'architetto Altamore, questa tomba che proprio simbolicamente rappresenta il terremoto, ma rappresenta anche un'associazione al femminile come la Fidapa. Sono 2 sorelle morte insieme lo stesso giorno. Noi riteniamo che questa tipo di attività all'interno di questi cimiteri monumentali, ma così come per tutti i siti monumentali fatta dai privati, dalle associazioni, sia fondamentale per il recupero.
La fruizione di questo cimitero monumentale dal turista o con l'adeguata pubblicizzazione potrebbe essere di grande impulso anche per la città. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il 2022 è l'anno europeo dedicato alla gioventù. I dettagli nel servizio. Per decenni l'Europa ha implementato politiche per la gioventù, aiutandola a studiare, viaggiare, trovare lavoro e, perché no, anche a divertirsi un po'. Durante il percorso il programma Faro per la gioventù europea, l'Erasmus, è stato uno dei primi. Lanciato nel 1987, offriva agli studenti il sostegno necessario per studiare in un altro paese europeo, per ampliare i loro orizzonti, imparare le lingue e fare nuove amicizie. L'idea del servizio volontario europeo è nata nel 1996, in seguito si sarebbe trasformata nel centro di solidarietà dell'Unione Europea. Oggi più che mai sono i nostri giovani i migliori alleati per costruire l'Europa del futuro, disse nel 1997 l'europarlamentare Nicole Fontaine, ma solo l'Europa diventerà una realtà viva per loro. Per riconoscere l'importante contributo dei giovani in tutta Europa, il Parlamento ha lanciato nel 2008 il premio Carlo Magno per la gioventù. Da allora è stato assegnato ogni anno a progetti di promozione della cooperazione e della comprensione in Europa e oltre i suoi confini. Combattere la disoccupazione e creare opportunità per i giovani europei era nel 2013 l'obiettivo del programma Garanzia Giovani. Non dobbiamo accettare che siano disoccupati. Parole queste dell'allora eurodeputata Pervenche Berr, continuando: o non seguino una formazione per oltre 4 mesi senza ricevere offerte di ulteriore approfondimento o formazione, di apprendistato, tirocinio o lavoro. Ma il lavoro non è tutto. Nel 2014 è nato l'evento della gioventù, ospitato dalla sede del Parlamento di Strasburgo, aveva lo scopo di celebrare la cittadinanza europea, discutere idee e incontrare persone affini. Nel 2014 è diventato chiaro che l'Erasmus era un successo incredibile, a tal punto da dare il nome ad una generazione, la generazione Erasmus, impegnata culturalmente, consapevole ed europea. Quando la Commissione ha proposto un aggiornamento dell'Erasmus per comprendere altri programmi per la gioventù, il Parlamento ha sostenuto un ampliamento della portata e maggiori finanziamenti. Così è nata l'Erasmus Plus. E per finire, come si motivano i giovani ad esplorare la diversità delle culture europee? Questo era l'obiettivo di Discovereo, lanciato nel 2018. Quasi 70.000 diciottenni hanno ricevuto biglietti Interrail che hanno permesso loro di viaggiare per il vecchio continente, il primo anno del loro essere adulti. Il programma ancora oggi è molto popolare, quindi come sarà l'Unione Europea del domani? È proprio di questo che si occupa la conferenza sul futuro dell'Europa. Le conversazioni coinvolgono europei di tutte le età, un terzo dei quali ha meno di 25 anni. E questa volta le loro conclusioni, le loro proposte saranno inserite nella conferenza sul futuro appunto dell'Europa, ha affermato Guy Verhofstadt. Continuando, da qui parte un esercizio davvero importante perché questi giovani diranno quali sono le priorità rispetto alle politiche europee dei prossimi anni. Anche quest'anno Aragona propone diversi presepi artistici realizzati nelle chiese del centro storico. Tonino Butera. Siamo là presso la chiesa madre di Aragona con l'arciprete Don Angelo Chillura, alle sue spalle c'è un bellissimo presepe. Aragona che punta a diventare, grazie alle vostre iniziative, la città dei presepi, di quei presepi fatti nelle chiese che lei vuole diffondere per la cittadina. Ecco, anche quest'anno sono stati realizzati tanti meravigliosi artistici presepi nelle chiese, nei vari posti del centro storico di Aragona. Noi cerchiamo per il momento di animare il centro storico sperando di poter coinvolgere poi tutto il paese in modo tale che in ogni zona del paese possa esserci un segno della natività. Ecco, sono dei segni che aiutano a creare il clima del Natale perché fanno vedere il luogo in cui Gesù è nato. Qui in Chiesa Madre è stato realizzato per il 4º anno consecutivo un artistico presepe riproducendo gli ambienti abitativi del passato dei nostri paesi, dove sono stati collocati oggetti di lavoro di campagna, del lavoro di casa,
Nel presepe sono state collocate le statue dei cartapesta della fine del 1700, quindi statue che hanno un valore artistico e storico, ed è un lavoro molto bello, apprezzato da tutti. E poi un altro bellissimo presepe, anche quello meraviglioso, artistico, di grande valore, che ha una sua tipicità, è stato realizzato nella chiesa del Rosario, utilizzando la statua di San Giuseppe del Bagnasco e altre 2 statue della Madonna dell'Arcangelo Gabriele, inserite questi personaggi in un contesto di una tenda orientale, quindi una ricchezza di simboli, di segni che rendono prezioso quest'altro presepe nella chiesa del Rosario. E poi la chiesa del Carmine, la Provvidenza, poi davanti al Calvario, poi davanti alla chiesa della Mercede, un altro presepe con delle sagome che ha un effetto straordinario, e poi un altro presepe, dato che siamo ancora in centro storico, nella chiesa di San Francesco. Ecco, sono, dicevo, costruzioni che aiutano a vedere il mistero fondamentale del cristianesimo, la nascita di Gesù, cioè il Figlio di Dio che si fa uomo e facendosi uomo sceglie la povertà, l'umiltà, la semplicità, cioè un Dio che si incarna, ma incarnandosi sceglie le persone più semplici, le persone più umili, ed è quello il messaggio che il presepe vuole comunicare a tutti quanti. Naturalmente queste cose si realizzano perché qui ad Aragona c'è tanta gente che mette a disposizione di tutti il tempo e le qualità. Ecco, persone che fanno le cose per il bene della comunità, quindi dedicano giornate intere, serate intere a realizzare queste cose, ma per il piacere di offrire alla comunità, ecco, situazioni molto belle. E quindi per questo io esprimo gratitudine a tutte queste persone, augurando che questa sensibilità possa essere allargata, estesa, e che anche in altri ambienti il prossimo anno possano essere arricchite con questi presepi. Il direttore generale dell'Acragas Calcio Giuseppe Deni ha tracciato un bilancio e segnato il nuovo percorso. A 2 punti dalla vetta della classifica si punta a nuovi innesti. Vediamo. Un bilancio viene tracciato da Giuseppe Deni, direttore generale dell'Acragas Calcio, ma anche per il futuro quali saranno le prospettive per l'anno nuovo da parte della stessa società, relativamente anche al coinvolgimento di forze nuove societarie, sane e fresche. Deni si ritiene altresì soddisfatto dell'attuale posizione della classifica. Sentiamo intanto un breve stralcio dell'intervista fatta dal collega Davide Sardo. Direttore generale Giuseppe Deni, siamo a fine anno. È tempo di bilancio, di consuntivo anche per la sua Acragas. È soddisfatto del lavoro della società e della squadra? Ma diciamo sostanzialmente sì, perché tra noi dirigenti, tra noi proprietari c'è comunanza, c'è accordo, c'è sinergia, e questa è una cosa importante quando i soci vanno d'accordo, e questo in Acragas c'è un accordo, c'è una comunanza di interessi. Poi la classifica non è che ci danneggia, siamo secondi credo a 2 punti dal Canicattì e ci sono 45 punti in palio, per cui una partita aperta, e fino ad ora sono soddisfatto. Che Acragas ha visto finora? Ho visto nella prima parte del campionato una buona Acragas, poi nelle ultime 2 o 3 partite ho visto un Acragas che definiamo sia un po' imborghesita. Noi abbiamo cercato di capire che cosa fosse successo e abbiamo preso i dovuti provvedimenti. Molte volte i migliori acquisti sono quelli di mandare le mele marce, e noi abbiamo fatto così. Mercato Acragas, parliamo del mercato in uscita, sono andati via diversi giocatori, alcuni hanno contribuito anche al primo posto dell'Acragas. Perché è successo questo? Ma diciamo che noi dopo l'uscita dalla Coppa d'Italia dovevamo un po' sfoltire, perché 24 giocatori, poi in prossimità anche di rinforzare l'organico, dovevamo fare qualche uscita. Abbiamo fatto uscire 2 persone che non sarebbero state utili all'Acragas perché erano infortunati,
E abbiamo fatto uscire un altro giocatore che in quel ruolo eravamo abbastanza coperti, per cui era un surplus. Poi chi è uscito? È uscito Domè, il portiere. Abbiamo preso due portieri importanti, un portiere che giocava titolare a Canigattie, che è un under, e un altro giovane promessa che è anche un under, per cui su quel ruolo abbiamo provveduto diciamo così, a sostituire degnamente, diciamo così, i giocatori. Poi abbiamo individuato qualche mela marcia e abbiamo dovuto fare qualche uscita che era non tanto tecnica, ma che era, diciamo così, perché si fomentava un po' lo spogliatoio. E è andato via Punzi è un terzino destro, su quel ruolo abbiamo tanti difensori. Abbiamo preso un difensore sinistro, che era quello che ci serviva, un giocatore tarantino importante, un giocatore che ha fatto la Serie C, giovane e importante, e poi abbiamo andato via pure Costantino e l'abbiamo sostituito con un juniores di grande prospettiva, un ragazzo che giocava titolare in Serie D ed è un ragazzo che seguiremo attentamente perché è un ragazzo che lo vedremo calcare campi importanti. Per cui diciamo che sostanzialmente fino ad ora noi quello che abbiamo mandato abbiamo sostituito. Chiaramente questo è un aggregas che ha bisogno ancora oggi di alcune rivisitazioni in alcuni ruoli e noi ci stiamo muovendo. Io 15 giorni fa ho riunito il consiglio di amministrazione virtualmente perché qualcuno era fuori sede e ho proposto l'aumento del budget della società di 50.000 euro per poter provvedere a rafforzare fortemente questi ruoli di cui secondo me siamo un po' deficitari. E abbiamo trattato fino all'ultimo due giocatori importanti, poi sai molte volte i giocatori hanno il cervello come le galline. L'operazione non si è potuta chiudere, ma è chiaro che dal giorno 3 si apre il mercato degli svincoliati professionisti e noi siamo alla ricerca di due pedine importanti per completare l'organico e dare ai tifosi quella squadra che meritano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.